Il convegno Tra cielo e terra, il nostro futuro, è sopra la nostra testa, è la continuazione di un precedente convegno che abbiamo fatto l'anno scorso, il 26 maggio dell'anno scorso, che il titolo era Tra cielo e mare. Quest'anno abbiamo pensato tra cielo e terra e ci siamo in un certo senso allargati verso lo spazio. Perché? Perché noi vogliamo portare l'attenzione, richiamare l'attenzione su quella che è l'attività delle nostre piccole e medie aziende che collaborano e lavorano sulle attività spaziali. E il tema dello spazio oggi sta diventando sempre più importante, sia per ragioni di carattere commerciale, pensiamo a tutte le attività che sono collegate, ma anche per ragioni di carattere militare. Noi abbiamo moltissime imprese, molte imprese nel nostro territorio che oggi fanno componentistica per le attività dello spazio. Ecco, quindi noi cerchiamo di richiamare l'attenzione delle nostre comunità proprio su questo importante fenomeno che si sta sviluppando sempre di più, in collaborazione ovviamente con l'università, con i ragazzi, con il mondo studentesco e ovviamente con le imprese locali. Nel campo della ricerca spaziale abbiamo raggiunto dei livelli veramente eccezionali come quantità e qualità di possibilità di esplorare lo spazio esteriore, però stiamo assistendo a un processo veramente rivoluzionario che comporta l'ingresso massiccio del privato nelle attività spaziali che fino a pochi anni fa erano solamente condotte dalle grandi aziende e agenzie nazionali e internazionali. Quindi c'è uno sviluppo veramente esponenziale dell'attività nello spazio, sia di ricerca che di applicazioni. Anzi, le applicazioni stanno prevalendo sopra la ricerca e quindi stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione che va gestita nel modo migliore perché i risultati del passato siano veramente messi a frutto per il futuro. Innanzitutto credo che il tema che tratteremo sia un tema che si presti esattamente allo scopo, nel senso che è una materia molto complessa che ha delle sfide umane molto complesse e quindi solamente con attività di ricerca e sviluppo che devono coprire sostanzialmente tantissimi, chiamiamoli gap tecnologici, possono favorire appunto il raggiungimento degli scopi. Quindi solamente creando un ecosistema tra industria, università e territorio, questo diventa possibile. Diciamo che è un ecosistema che si autoalimenta perché più grande è la sfida, più grande è il ruolo dell'università e dell'azienda e più grande è anche il ruolo della regione che deve creare tutti i presupposti affinché poi questo ecosistema si possa trasformare e possa vivere. Noi in Veneto abbiamo raggiunto, secondo me, questo primo pezzettino di questo percorso, grazie appunto al fatto che le aziende venete hanno risposto molto bene alla sfida. L'università o le università del Veneto sono assolutamente già allineate perché hanno sostanzialmente, l'Università di Padova è una tra le prime 20 al mondo proprio nell'ambito di materie legate all'aerospazio e poi c'è la sfida che la Regione ha colto molto bene e quindi siamo proiettati verso le più importanti missioni spaziali che sono quelle praticamente dalla Terra verso la Luna e poi dalla Luna verso Marte. Il mondo dell'università non ha soltanto, come dire, necessità di dialogare con il mondo delle imprese. Direi che tutto il territorio in cui l'università insiste ha bisogno di far parte del sistema universitario. In città come Padova l'università è la città stessa e la città è l'università. Certe volte quando vado all'estero la definisco come university, nel senso università e città. Dal punto di vista poi delle sinergie che ci sono tra territori, imprese e università, queste devono essere sempre più spinte perché un'università non può vivere al di fuori del mondo reale, un'università non può vivere senza dare un contributo al mondo reale e viceversa il mondo reale deve servirsi, tra virgolette, di quello che si crea all'interno dell'università per progredire. Per progredire sia in ambito tecnologico, io spesso mi riferisco ad un termine, il made in science, cioè il nostro paese dovrebbe mettere insieme al made in Italy, che sappiamo fare molto bene,
il made in science, cioè la parte tecnologica. Se riusciremo a fare questo sicuramente saremo vincenti anche rispetto a tantissimi altri paesi. Ma quando si parla di università non si deve parlare soltanto di apporto tecnologico, apporto scientifico, ma anche a tutto quello che si riferisce all'apporto sociale, all'innovazione sostenibile, quindi alla sostenibilità, all'ambiente, alla lotta alla povertà, alle lotte sociali. In questo periodo stiamo vivendo veramente un periodo difficile, l'università deve anche dialogare e far dialogare diverse culture in modo tale che poi le guerre che stiamo vivendo in questo periodo non si ripetano più. Ovviamente questo è un sogno, ma è un sogno che mi sento di condividere. È incredibile che la Costituzione sia stata cambiata qualche anno fa in un punto fondamentale, là dove dice che tutte le politiche vanno avviate pensando alle generazioni future. Ormai è un criterio di valutazione della bontà delle scelte, però poco sta cambiando, perché i ragazzi delle scuole superiori sono donne e uomini pronti per dare un servizio alla comunità. Non si può lasciarli chiusi nelle scuole, bisogna farli vivere nella società civile, anzi dare voce e spazio.